Presenta la tua organizzazione, il tuo nome, il nome della tua organizzazione e dove lavorate. Allora, io sono Marco Tortol, sono il fondatore e presidente dell'associazione Oltre Quella Sedia di Trieste, nel Friuli Venezia Giulia. Quali sono le principali attività dell'organizzazione? Le principali attività di Oltre Quella Sedia sono, allora, percorsi di autonomia abitativa per persone con disabilità intellettiva, percorsi di formazione nelle scuole per portare una nuova cultura della disabilità, percorsi di utilità sociale propedeutici all'inserimento lavorativo delle persone con disabilità e percorsi di supporto alle famiglie con gruppi di autoaiuto e di aiuto psicologico. Come è composto il gruppo di lavoro e come siete organizzati internamente? Il gruppo di lavoro è composto prevalentemente da operatori sociali, educatori, operatori sociosanitari e ha una struttura dove c'è un direttore, dei coordinatori e appunto le figure che descrivevo prima. C'è anche uno psicologo che supervisiona gli operatori e le famiglie e c'è anche un buon supporto del volontariato attraverso il servizio civile, appunto il volontariato con le scuole o i giovani. Come coniughi la sostenibilità economica della tua organizzazione con la sua missione sociale? Avete incontrato delle difficoltà? Allora, dal punto di vista della sostenibilità economica verso la missione, le difficoltà sì, ci sono certamente, in particolare sul fatto di essere una realtà un po' alternativa a quelle tradizionali, che non ritrova quindi la propria casella dal punto di vista finanziario istituzionale. Quindi siamo considerati una sperimentazione. Però questo ha portato a far sì che le leggi che erano in atto vengano modificate proprio per venire incontro a queste sperimentazioni. Inoltre c'è un buon appiglio perché proprio noi come associazione diamo risposte alle famiglie, anche se l'ente pubblico dice, tra virgolette, non ci sono posti da noi, ma noi i posti li troviamo e quindi diamo le risposte, poi torniamo dall'ente, diciamo noi le risposte abbiamo date e quindi bisogna trovare i finanziamenti. E questo è l'approccio che noi cerchiamo di dare. Quali sono i punti di forza dell'organizzazione? Allora, i punti di forza sicuramente il primo è la flessibilità, cioè questa volontà e capacità di andare incontro ai bisogni delle persone che sono variabili nel tempo, cosa che invece i servizi tradizionali non danno, perché il pacchetto della proposta del servizio è blindato e rigido. E l'altra sicuramente è questa apertura sul territorio, quindi di creare sinergie non solo con gli enti pubblici, ma anche con i privati, con i cittadini, i vicini di casa e altre realtà che danno opportunità e anche appunto di avere nuove attività o nuove possibilità per i ragazzi. In che modo hanno influito i rapporti con le amministrazioni locali e con gli altri attori nel lavoro della tua organizzazione? Allora, i rapporti con gli enti pubblici e con il territorio hanno influito per quello che dicevo prima, cioè sul fatto che la sperimentazione che noi abbiamo avviato ha dato opportunità di aprire nuovi percorsi. La regione li ha chiamati anche nuovi sentieri, che a noi piace, dove appunto per poter dare risposte nuove a bisogni molto importanti che continuano ad arrivare e quindi c'è un rapporto comunque sinergico, perché l'ente pubblico ha bisogno degli enti del terzo settore, così come gli enti del terzo settore hanno bisogno degli enti pubblici. Elenca tre parole che rappresentano la tua organizzazione. Allora direi che tre parole chiave che rappresentano oltre quelle sedia sono fiducia in se stessi e negli altri, l'apertura mentale e sul territorio e la capacità di lungimiranza, cioè di vedere oltre il momento, appunto quello che c'è bisogno di creare. Grazie mille.